40 anni di Chase, da quel 6 maggio 1983, quando l'emergenza droga spinse un uomo di chiesa a cominciare a costruire una realtà che in questi 8 lustri ha ospitato oltre 2500 persone e formato 700 operatori. Una realtà che fu inaugurata dall'allora ministro della Sanità Costante Degan. 40 anni di impegno, 40 anni molto rapidi e che mi hanno portato a raggiungere dei risultati che hanno inciso sulla persona, della libertà delle persone e il ritrovamento delle relazioni sociali. Oggi il CES gestisce 3 comunità terapeutiche accreditate che hanno visto nel 2022 122 ingressi, di cui 73 inviati dai servizi per i dipendenti delle USL del Veneto e 39 provenienti da fuori regione. Alle dipendenze di 40 anni fa, quando si moriva di eroina, se ne sono aggiunte tante, comprese quelle del gioco d'azzardo e del web. La lotta alle sostanze stupefacenti rimane comunque una prima linea, nella quale non si fa distinzione tra pesanti e leggere. Sono tutte da combattere, ma non soltanto le sostanze, anche determinati meccanismi che portano alla dipendenza, e ce ne sono senza sostanze, che riguardano naturalmente ora l'informazione, internet, i giochi e tante altre cose di questo genere qui. È la dipendenza che va combattuta in se stessa. Il 6 maggio è l'anniversario vero e proprio, festeggiato il giorno successivo con una camminata non competitiva che toccherà le comunità, mentre per venerdì 12 maggio è previsto a Belluno in Sala Bianchi un convegno su libertà o dipendenza.